Oggi, 27 maggio 2023, inauguriamo io e le altre rappresentanti del Liceo Artistico Giulio Romano la mostra, la mostra proprio del nostro liceo, in cui espongono praticamente quasi tutte le classi. Rimarrà aperto oggi dalle 3:30 alle 6:30, 7, e rimarrà aperto anche il 31 maggio e il 7 giugno. Sono opere di diverso tipo, appunto perché espongono diversi tipi di indirizzi più la parte del biennio, quindi espongono lavori di tipo abbastanza generale. Le opere sono circa una cinquantina, una sessantina. Speriamo possa essere un messaggio positivo, ovviamente, verso nuove generazioni, ragazzi più piccoli di noi, perché appunto, come ho detto, io faccio la quinta, è l'ultimo anno, e veniamo da anni di Covid, e nel quale ovviamente non si poteva fare molto, e una mostra come questa secondo me potrebbe essere qualcosa di un buon messaggio, un qualcosa di motivante. Per me è importante vedere i lavori dei ragazzi in uno spazio espositivo, perché a scuola i lavori vengono sempre visti con un occhio diverso, no? Invece quando hanno l'occasione di mostrare fuori quello che fanno, per me è un momento di gioia. Poi chi meglio di loro può raccontare le emozioni? Alla fine io oggi sono solo un semplice fruitore. Essendo la prima esposizione è meraviglioso, io spero che ce ne saranno altre e sicuramente ce ne saranno, e niente, la vedo come, insomma, in modo positivo, ecco, sicuramente andrà tutto a migliorare, ecco. A noi fa molto piacere che loro ci abbiano contattato direttamente, perché solitamente siamo noi che andiamo a proporre delle cose, delle esposizioni, dei lavori insieme, e ormai i ragazzi del Liceo d'Arte Giulio Romano ci conoscono perché da tanti anni stiamo facendo dei progetti di alternanza scuola-lavoro e un po' sanno anche come funziona questo spazio, vengono a qualche mostra, e quindi il fatto che a loro sia venuta voglia di chiederci di esporre qui per noi è molto importante. Hanno fatto una selezione loro, quindi noi abbiamo fondamentalmente solo dato la nostra disponibilità e la disponibilità degli spazi. Hanno fatto un lavoro enorme, le ragazze, le rappresentanti di istituto, che hanno coinvolto tutti i colleghi che fanno parte delle varie classi, e hanno proprio indetto una sorta di concorso in cui praticamente tutti i vari alunni erano chiamati a partecipare e hanno deciso loro cosa portare. Poi è stato un pochino avagliato il tutto affinché non arrivasse la qualunque, ma hanno fatto una selezione a monte.